Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. In questa seconda puntata abbiamo sempre il piacere di parlare con il dottor Lo Basso e affrontiamo il tema del frumento. In particolare il tema del frumento tenero, buono mercantile o misto rosso che si vuole chiamare. Dottor Lo Basso, secondo le sue indagini e le quotazioni alla Borsa Merci di Treviso, ci può dare qualche informazione sui prezzi? Attualmente il prezzo del frumento misto rosso o buono mercantile è attorno ai 230 euro la tonnellata. Se dopo si vanno su grani un po' più pregiati con maggiore contenuto proteico, tipo il Bologna o Rebelle, quello nuovo che si chiama, là possiamo superare anche i 250 euro. Per merce pronta, franco partenza e azienda venditore. E le chiedo, stando anche alle ultime contrattazioni delle quotazioni, lei ha un'idea di contratti attualmente su che prezzi si stanno girando per la campagna Dice per 2000? la prossima campagna? Sì. Allora, per la prossima campagna si sono assestati prezzi partenza, diciamo per consegna luglio-agosto, di merce nazionale intorno ai 200 fino ai 207-208, mentre sono stati fatti affari per esempio di merce estera franco arrivo luglio-agosto, luglio-settembre, luglio-dicembre in proporzione dai 2,10, 2,15, 2,20. Bene, abbiamo parlato del prezzo del frumento, adesso dottor Lo Basso anche qualche dato sugli investimenti della campagna 2020? Allora, secondo i dati Istat, in Italia l'investimento a grano tenero è sceso dell'1,6%, nel nord-est è sceso di oltre il 25% ed è stato sostituito principalmente dal grano duro. Il motivo principale è che il grano duro, diciamo, è molto più resistente a una micotossina volgarmente chiamata DON. Un altro fattore è stato il miglioramento genetico delle sementi e un altro fattore che è molto importante, che questo è il prezzo del grano duro, che è molto superiore e offre garanzie all'agricoltore. Benissimo, dottor Lo Basso, io la ringrazio. Agli agricoltori invece ricordo che da quest'anno è disponibile un fondo agevolato al 70% dalla Comunità Europea proprio per la difesa dei seminativi, molto importante, copre sia avversità atmosferiche, grani in evento eccesso di pioggia, sia attacchi parassitari e fitopatie, quindi in questo caso abbiamo il frumento alle nostre spalle, fusariosi e tossine tipo di ossidi di valenolo. Parlando del mais parliamo di piralide, parliamo in questo caso di tossine, parlando di soia parliamo di ragnetto rosso e cimice. Quindi un fondo completo per la protezione di tutte, diciamo, le culture del vostro reddito. Cosa importante, i costi. Quanto costa? 20 euro circa per gli autunno-vernini, 30 euro circa per le colture primaverili. Ricordatevelo, dove ci trovate? Ci trovate presso i consorzi di difesa e ci trovate all'interno dei vostri CAD di zona, quindi veniteci a cercare, chiamateci, cercateci.